Si parla di mafia in Veneto in questi 3 giorni e lei oggi è qua a portare una testimonianza. Che cosa le è successo? È successo che io ho incontrato l''ndrangheta in carne e ossa da imprenditore 32 anni fa e non ho esitato a dire di no. Si può dire di no, si deve dire di no. E anche qui le mafie non sono arrivate l'altro ieri, sono arrivati in silenzio, sono arrivati col sorriso in bocca per fare affari. Bisogna studiarle queste cose perché loro sono qui e sono vicini a noi. I ragazzi soprattutto nelle scuole lo devono capire e noi lo diciamo perché giriamo tantissimo, anche stamattina abbiamo fatto altri incontri, ne faremo anche domani. Bisogna stare molto attenti perché il 'ndranghetista non lo riconosce nessuno, bisogna lavorarci bene. Non dobbiamo pensare che è un fenomeno del sud, né che il 'ndranghetista sia una persona incolta, che non sa parlare, che non sa neanche come comportarsi, no. Il 'ndranghetista può abitare nel pianerottolo del nostro stesso palazzo, può essere il calzolaio dove andiamo a comprarci le cose, può essere il pizzaiolo dove andiamo a mangiarci la pizza, può essere ovunque e chiunque. Bisogna stare molto più attenti di prima e studiare, perché bisogna studiarli per poterli combattere. Quanto è importante, poi vedremo anche uno spettacolo teatrale, diffondere un messaggio di legalità, soprattutto ai più giovani ragazzi. Beh, lo spettacolo che fra poco vediamo è uno spettacolo di usura realmente accaduta, la storia proprio a Padova, troppo forte, molto forte, i ragazzi le devono apprendere. Bisogna stare molto attenti anche su quel fenomeno, qui c'è un fenomeno di usura sotto traccia vastissimo, un po' meno l'estorsione, ma sotto traccia c'è un fenomeno di usura bruttissimo. E poi c'è un altro fenomeno, quello dei rifiuti tossici. I rifiuti tossici che qui si è creato un legame con alcuni imprenditori che hanno voluto risparmiare per forza sullo smistamento e si sono messi d'accordo per smistare dai mafiosi, 'ndranghetisti e camorristi le sostanze brutte. Qui bisogna parlarci lungo il discorso e molto approfondire meglio, sarebbe opportuno pure qualche volta.